Procede in Regione l'iter per fissare il voto in Friuli Venezia Giulia il 2 e 3 aprile alle urne per le elezioni regionali e comunali con Election Day. La Giunta punta a ridurre i costi e favorire una più ampia partecipazione al voto. L'aeroporto di Ronchi dei Legionari attende chiarimenti sull'applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute che rende obbligatori i tamponi per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Dopo il rogo appiccato al carcere di Udine, il sindacato denuncia l'assenza di dispositivi di sicurezza. La direttrice ha segnalato al Ministero già a settembre. Il prefetto chiede un incontro urgente al provveditore penitenziario. Per i botti di Capodanno non ci sono divieti che tengano. Gli appassionati in Friuli spendono in media 50 euro. I fuochi legali in vendita sono tutti certificati anche dal punto di vista dei decibel. È finita 3-1 per l'Udinese, l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. A segno contro la Cremonese, Beto e 2 volte Arslan. Non c'erano Delofeu, ma Sottile ha ritrovato Udoge Pereira. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dunque prosegue l'iter per quanto riguarda il prossimo voto per le elezioni regionali e le comunali in Friuli Venezia Giulia. Manca ormai poco per l'ufficialità, ma ormai le date sembrano essere certe. Si terranno le prossime elezioni domenica 2 e lunedì 3 aprile. A confermarlo è stato l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che procederà all'adozione della delibera collegata alla manovra di bilancio entro il 1° febbraio 2023. Il prossimo Consiglio regionale perderà un consigliere a causa del calo demografico. Il Friuli Venezia Giulia è sceso infatti sotto il 1.200.000 residenti, perdendo negli ultimi 5 anni circa 21.000 persone. Dai 49 eletti del 2018 si passerà dunque ai 48 della prossima legislatura. L'obiettivo è quello dell'Election Day, dunque andare al voto in contemporanea per le regionali e per le elezioni amministrative che interesseranno 19 comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale. L'ipotesi Election Day potrebbe non solo evitare ulteriori costi, ma a Udine permetterebbe di evitare anche il possibile accavallamento con la 94esima adunata degli alpini prevista da giovedì 11 a domenica 14 maggio. La decisione, ha confermato l'assessore Roberti, porterà ad un evidente risparmio di costi e punta a favorire una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi democratici. La notizia era nell'aria da diverso tempo. Ieri l'annuncio della conferenza stampa convocata per oggi. Giuseppe Nicoli, capogruppo in Consiglio regionale, lascia Forza Italia e già si lavora alla creazione di qualcosa di nuovo. È stata una decisione sicuramente sofferta, anche perché sono entrato in Forza Italia dal bell'inizio, dal febbraio del 94, quindi sono quasi 29 anni di militanza in questo partito, che oggi ha assunto delle posizioni politiche diverse rispetto all'origine. Non un fulmine a ciel sereno, ma già da diverso tempo i rapporti tra il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giuseppe Nicoli e il resto del partito erano piuttosto tesi. L'ormai ex capogruppo non lesina le critiche anche ai vertici locali. Le posizioni che ha assunto il partito anche a livello regionale debbano essere in qualche maniera corrette, e questo è stato anche il motivo per il quale sono entrato, posso dire tranquillamente, in conflitto con i vertici del partito, per i quali insomma mi sembra che non ci sia stato assolutamente alcuna possibilità di confronto per redimere quelle che erano le tematiche di carattere politico sul piatto. Basti pensare che il coordinamento regionale è stato convocato 4 volte negli ultimi 5 anni, mi sembra veramente poco. Forza Italia dunque, rispetto all'inizio della legislatura, vede il quasi dimezzamento dei consiglieri. Walter Zalucar, subentrato a Piero Camber, escluso a seguito della condanna per i rimborsi Allegri, è stato allontanato per la posizione critica sulla sanità. Restano quindi Mara Piccina e Franco Mattiussi, oltre a Piero Mauro Zanin, presidente dell'Aula. Nicoli, con lo stesso Zalucar ed Emanuele Zanon, fuoriuscito da progetto FVG per
confluire in Futura di Ferruccio Sara andranno a costituire un nuovo gruppo che si collocherà in maggioranza. Siamo ora alla cronaca, restano gravissime le condizioni del 32enne che ieri pomeriggio a Rividischia di Codroipo era rimasto gravemente ustionato nel 90% del corpo per cause in corso di accertamento dal decespugliatore che stava utilizzando. Era partita una fiammata che l'aveva investito, riducendolo in pochissimo tempo in una torcia umana. L'uomo, in un primo momento accolto all'ospedale di Udine nella notte, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in volo a Verona, dove è stato ricoverato nel nosocomio di Borgo Trento. La sua vita continuò purtroppo a rimanere appesa ad un filo. È sprofondato in una cava di argilla rimanendo bloccato. Questa mattina a Povoletto un geometra è stato liberato dai vigili del fuoco. I pompieri, allertati dalla Sores, hanno provveduto a sistemare a terra alcuni pezzi di scala, evitando così di sprofondare a loro volta. Aiutandosi con alcune pale hanno scavato, togliendo l'argilla che teneva bloccata la gamba dell'uomo. Sul posto anche il personale sanitario. Il geometra, una volta liberato, ha lamentato solo un lieve indolenzimento alla gamba. Non sono state fortunatamente necessarie per lui le cure mediche. Trovata dai carabinieri in aperta campagna a Tavagnacco una pistola risalente al primo Novecento. Intanto i carabinieri sono stati impegnati in nuovi controlli in borgo stazione, sono state denunciate 2 persone. Una pistola risalente ai primi anni del Novecento è stata rinvenuta a Tavagnacco, lungo Viale Trieste, in una zona campestre. A trovarla in pessimo stato di conservazione sono stati i carabinieri della stazione di Tricesimo, che hanno recuperato l'arma dopo la segnalazione di un cittadino al quale non era passata inosservata la sua presenza. La pistola, seppur in condizioni precarie in quanto a manutenzione, conserva ancora il suo numero di matricola. Dopo gli opportuni controlli, però, è emerso come l'arma non risulti censita nella banca dati della polizia. È possibile pertanto che nel tempo, dopo il decesso del proprietario, la stessa pistola sia passata di mano in mano, senza però che i vari passaggi fossero comunicati ufficialmente alla questura competente. Intanto i carabinieri hanno effettuato ieri sera una serie di controlli in borgostazione a Udine, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza. Controllati 12 veicoli e 39 persone, sono stati denunciati 2 automobilisti, uno di San Daniele di 40 anni, l'altro originario del Ghana di 36, trovati entrambi positivi al test alcolemico. 2 interventi di soccorso sono stati effettuati oggi in montagna, il primo sulle piste dello Zoncolan, dove un 23enne è caduto malamente nel pomeriggio mentre faceva snowboard. Ha riportato un forte trauma cranico, è stato portato in volo all'ospedale di Udine. Un secondo intervento a Sappada per soccorrere uno straniero di 70 anni che è stato colto da malore in un pubblico esercizio. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Belluno. Ed ora il punto della situazione per quanto riguarda il Covid, con l'andamento della pandemia nella nostra regione che si interseca anche con le sindromi influenzali e poi anche le novità che riguardano le disposizioni, l'ordinanza ministeriale sull'obbligo di tamponi in aeroporto per chi arriva dalla Cina. Negli ultimi 2 giorni in Friuli Venezia Giulia si contano 1.419 nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 8.676 tamponi effettuati e anche 16 vittime con Covid. La percentuale di positività supera il 16%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 233. E poi tiene banco la questione Cina. Nel paese asiatico la situazione è drammatica per quanto riguarda i contagi, ma il paese ha riaperto le frontiere. Ieri c'è stata l'ordinanza del ministro della Salute Schillaci che prevede appunto obbligo di tamponi per i passeggeri in transito in Italia provenienti dal paese asiatico. Lo scalo di Ronchi dei Legionari chiede chiarezza in merito all'applicazione di questa ordinanza e in particolare l'auspicio è che non ci siano difformità tra scalo e scalo. Vediamo.
Stiamo esaminando le condizioni per dare una corretta applicazione all'ordinanza del Ministro della Salute. Il vicepresidente della Giunta regionale con delega alla sanità Riccardo Riccardi preferisce essere prudente dopo la direttiva del Ministro Schillaci sull'obbligo di tampone per i passeggeri dei voli provenienti dalla Cina in transito in Italia. Da questo punto di vista c'è attesa per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, che al momento non è direttamente interessato dall'ordinanza. Secondo iscrizioni però un primo incontro sull'argomento c'è stato tra i vertici dell'aeroporto e le autorità sanitarie della regione. Il Covid-19, che ha alzato prepotentemente la testa nel paese asiatico, preoccupa, ma sino ad un certo punto. Se la Cina è nel bel mezzo e la tempesta perfetta, avendo un tasso di vaccinazione molto basso e cittadini che a causa dei frequenti lockdown imposti al governo non hanno sviluppato sufficienti difese immunitarie, nel nostro paese la situazione è diversa. Omicron e le sue varianti, tra l'altro, sono qualcosa di noto e quindi dal punto di vista sanitario non rappresentano al momento un pericolo elevato. Al Trieste Airport c'è attesa. Attendiamo l'applicazione del decreto ministeriale, spiega l'amministratore delegato dello scalo regionale, in modo che ci sia chiarezza sul fatto che occorra controllare anche i passeggeri in arrivo dalla Cina e transitati da hub europei. Auspichiamo che le disposizioni siano chiare a livello nazionale e non ci sia difformità di comportamento da scalo a scalo, da regione a regione. Per domani in Friuli Venezia Giulia sarebbe attesa una decisione. Dopo il rogo appiccato ieri nel carcere di Udine, il sindacato denuncia l'assenza di dispositivi di sicurezza all'interno della struttura. Una situazione già segnalata al Ministero a settembre, replica la direttrice della casa circondariale di Udine e il prefetto chiederà un incontro urgente al provveditore penitenziario. Una riunione urgente per chiarire i fatti avvenuti ieri pomeriggio nel carcere di Udine, dove 2 detenuti hanno appiccato un rogo nella loro cella, ma soprattutto per verificare le criticità dal punto di vista della struttura presenti nella casa circondariale di Via Spalato. Trascorse le festività natalizie, il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, incontrerà il provveditore interregionale dell'amministrazione penitenziaria, Maria Milano Franco d'Aragona, per analizzare la situazione. I problemi non mancano, come ha evidenziato il presidente del SIPE, sindacato di polizia penitenziaria, Alessandro De Pasquale, dal momento che giovedì pomeriggio gli agenti penitenziari, secondo la sua versione, sarebbero intervenuti a mani nude e senza protezioni, con secchi d'acqua, per domare le fiamme, evacuare tutti i detenuti mettendoli al sicuro nel cortile e liberando anche i 2 che avevano provocato l'incendio. Una decina di poliziotti, fa sapere il SIPE, che intossicati sono finiti al pronto soccorso. Una situazione che, secondo De Pasquale, si sarebbe potuta evitare a fronte di un'idonea dotazione di dispositivi di sicurezza e protezione per il personale della struttura previsti dalla legge. Criticità evidenziate già a settembre al Ministero dalla direttrice del carcere di Udine Tiziana Paolini, che a questo proposito aveva chiesto lo stanziamento di risorse ad hoc che però non sono mai arrivate. Fortunatamente, dichiara la stessa Paolini, le fiamme hanno interessato una sola stanza. Il locale, compreso il corridoio, sono stati invasi dal fumo e già oggi sono cominciate le operazioni di bonifica. Domani leggerò la relazione stilata sull'accaduto e in base a quella deciderò le misure da adottare nei confronti dei responsabili del rogo. Secondo l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che è intervenuto a commentare i fatti di giovedì, è assolutamente prioritario programmare un piano di investimenti statali che riguardi sia l'implementazione del personale di polizia penitenziaria sia la realizzazione di interventi edilizi per migliorare la condizione degli istituti di detenzione. E a proposito di carceri, è svolta nella battaglia legale per la costruzione della nuova struttura a San Vito al Tagliamento. Sarà la Pizzarotti di Parma a realizzare il nuovo carcere da 300 posti a San Vito al Tagliamento e l'importo dei lavori ammonterà a 30 milioni e 758 mila euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza pubblicata oggi, in cui ha determinato il risarcimento dei danni, circa 1 milione di euro, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà corrispondere all'azienda emiliana. L'intricata vicenda giudiziario-amministrativa riguardante la nuova struttura da costruire nell'ex caserma d'Allarmi sembra dunque essere giunta al termine. La prima gara risale al 2016 e fu vinta dalla ATI Costruttiva Riccesi. La Pizzarotti, seconda classificata, fece ricorso prima al TAR del Friuli Venezia Giulia perdendo e poi al Consiglio di Stato che nel 2018 ribaltò la sentenza di primo grado e le assegnò l'appalto. Successivamente l'azienda emiliana si rivolse nuovamente al massimo giudice amministrativo per la stipula del contratto in base alla propria offerta, di molto superiore a quella di Costruttiva. Nel 2021 però il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia revocò la gara per indire un nuovo bando da quasi 40 milioni di euro. La Pizzarotti ricorse ancora al Consiglio di Stato, che a febbraio ha annullato revoca il nuovo bando e oggi ha fissato l'importo dei lavori comprensivo di risarcimento.
Grande la soddisfazione del sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, per la conclusione di questa vicenda giudiziaria con la realizzazione del nuovo istituto di pena. Tra l'altro sarà possibile dismettere il carcere di Pordenone restituendo il centralissimo castello alla città. Mi sono confrontato con il prefetto Domenico Lione, dice il primo cittadino, la sentenza è positiva ed è come ce l'attendavamo. Finalmente si ritorna alla fase esecutiva dell'opera. Il cantiere potrebbe partire già nei prossimi mesi per concludersi nel giro di 3 anni. Un'opera molto attesa, conclude Bernava, sia per la riqualificazione dell'area sia per il nuovo ruolo che San Vito assumerà nel Friuli occidentale, oltre che per le ricadute economiche sul territorio. Via libera in Friuli Venezia Giulia al rifacimento del valico dell'autoporto di Fernetti. Vediamo le ultime novità da Roma. Via libera da Roma, decine e decine di cantieri infrastrutturali in tutta Italia. A deciderlo è stato il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e per lo Sviluppo Sostenibile, su indicazione del governo Meloni, e ad annunciarlo è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Verranno finanziate opere legate all'ANAS in tutta Italia per un valore di 4,5 miliardi di euro. Una piccola fetta di questi arriverà anche in Friuli Venezia Giulia per finanziare il rifacimento del valico di Fernetti. L'importo che sarà destinato è di 16 milioni di euro, con l'obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità legata all'autoporto e la realizzazione del nuovo collegamento con il valico. Cifre ben diverse destinate al vicino Veneto, dove verrà finanziata la variante di Longarone. Obiettivo: chiusura entro le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con i nuovi 11 km di strade che prevederanno la costruzione di gallerie, lo sghiaiamento del Piave e la realizzazione di una nuova viabilità per un valore vicino ai 400 milioni di euro. Da giorni ormai il flusso del gas proveniente dalla Russia risulta azzerato a Tarvisio, in ingresso in Italia. Non si tratta però di una ripercussione di Putin. Vediamo. Dalla Russia nessuna fornitura di gas all'Italia attraverso la centrale di compressione di Malborghetto Valbruna. Questa volta però la questione non dovrebbe avere a che fare con le tensioni internazionali che si susseguono da febbraio e le conseguenti ritorsioni di Putin nei confronti dell'Occidente. La questione potrebbe essere relativa alla minore domanda di gas del nostro paese, dal momento che le festività natalizie hanno rallentato i volumi di produzione delle aziende, molte delle quali hanno deciso di sospendere l'attività sino all'inizio del prossimo anno. C'è poi un altro aspetto che va tenuto presente: dopo il freddo di inizio dicembre le temperature degli ultimi giorni si sono alzate ben sopra la media stagionale, facendo quindi calare il fabbisogno di gas. Quello che arriva dalla Russia è ridotto nella quantità di erogazione già da qualche mese, arriva in Italia attraverso l'impianto gestito dalla SNAM. La Russia, è bene dirlo, non è più il principale fornitore dell'Italia. La maggior parte delle importazioni arriva infatti da Algeria, Azerbaigian, Libia e Nord Europa. Difficile al momento prevedere gli scenari futuri, dal momento che, come affermato oggi da SNAM, gli scenari possono subire variazioni anche repentine e i monitoraggi vengono effettuati ora dopo ora. Quello che è certo però è che non esistono particolari rischi affinché il Friuli e l'Italia intera possano rimanere a secco. È lo stesso pensiero espresso dal sindaco di Malborghetto, Boris Presken, che al momento non ha rilevato alcuna preoccupazione nei suoi cittadini. I flussi di gas di passaggio, il price cap, le soluzioni alternative al gas russo, i progetti di diversificazione sono alcuni dei temi al centro della puntata di questa sera di Economai FVG, in onda su Telefriuli a partire dalle 21, che vedrà protagonista Stefano Venier, udinese, dallo scorso aprile amministratore delegato di SNAM. Rincari ma contenuti per i biglietti del trasporto pubblico locale. Con una delibera oggi la Giunta regionale ha aggiornato le tariffe per il 2023 e il programma per il rinnovo del parco mezzi. I biglietti saranno ritoccati all'insù di un 4% a fronte di un'inflazione che supera il 10%. Il biglietto urbano di corsa semplice passa da 1,35 € a 1,40 €. L'abbonamento mensile ferroviario sulla tratta Udine-Trieste via Gorizia, che sarebbe dovuto aumentare da 104 a 115 €, si fermerà a 108,40 €. Confermato anche per l'anno scolastico 2023-2024 lo sconto del 50% per gli abbonamenti scolastici degli studenti residenti in regione di età inferiore ai 27 anni. La riduzione del 50% sarà garantita anche per gli abbonamenti per over 65 residenti in Friuli Venezia Giulia.
La temperatura media in risalita e la poca neve caduta nelle ultime settimane hanno costretto quasi tutti i comprensori sciistici regionali a chiudere diverse piste da sci, in particolare quelle a quote più basse. Da domani ai primi giorni di gennaio a Tarvisio sarà chiusa la seggiovia Nuova Tarvisio, saranno rese non fruibili 5 piste. 3 le piste chiuse a Forni di Sopra, mentre a Pradibosco non è stata ancora definita la data di apertura degli impianti. Sullo Zoncolan chiusa la Tamai 2, mentre a Piancavallo rimarrà non fruibile agli sciatori la sola pista Salomon. Nonostante il capodanno alquanto caldo, i 6 poli friulani registrano comunque una buona media di fruitori, con una presenza giornaliera stimata in 15.000 sciatori. Ed ora parliamo del tema dei medici di base, ci spostiamo nell'Isontino, aumento dell'orario di presenza del personale amministrativo in ambulatorio per sgravare i medici di base da ogni incombenza burocratica. È una delle richieste che i rappresentanti di categoria dei medici di medicina generale porteranno domani al tavolo con Asugio. Al centro dell'incontro la cronica carenza di medici di base sul territorio. Facoltà di scelta per nuovi nati in provincia di Gorizia. Questo è l'oggetto della proposta targata Lega in Consiglio regionale, firmata dai consiglieri Bernardis, Moras, Tosolini, Budai, Spagnolo, Bordin e Calligaris. L'obiettivo è dare la possibilità di stipulare atti convenzionali che consentano ai residenti goriziani di richiedere, all'atto di nascita del bimbo, di riportare sui documenti del nascituro come dal punto di vista anagrafico risulti nato nella città capoluogo di Gorizia, nonostante sia venuto al mondo in uno degli altri ospedali più vicini. La proposta, spiega il consigliere Diego Bernardis, nasce dalla richiesta di diversi cittadini goriziani che continuano a manifestare rammarico per la chiusura del centro nascita del capoluogo, avvenuta su decisione dell'allora presidente Serracchiani nel 2014. La volontà è quella di garantire, per chi è venuto al mondo a Monfalcone, la possibilità di veder scritto sui propri documenti di nascita il nome Gorizia. La sua collega di partito Maddalena Spagnolo, che si era battuta in passato per la riapertura del punto nascita di Latisana, è tra i firmatari della proposta e aggiunge: la proposta riguarda esclusivamente il capoluogo isontino. Alla base c'è il fatto che chi sceglie di dare alla luce il proprio figlio nella vicina Nuova Gorizia, e dunque in un altro stato, possa veder riconosciuto sui propri documenti Gorizia come luogo di nascita. La proposta potrebbe in futuro toccare altre realtà in cui è stato chiuso il punto nascita, come ad esempio Palmanova. Per il momento riguarda solo Gorizia, risponde Spagnolo. Su altre situazioni faremo le dovute valutazioni su eventuali nodi formali e burocratici. Per i botti di Capodanno non ci sono divieti che tengano. Gli appassionati in Friuli spendono mediamente 50 euro pur di non rinunciare allo spettacolo. La crisi economica che colpisce diverse famiglie, il divieto nei comuni di utilizzo di materiali esplodenti in presenza di persone e animali a una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni non fermano gli appassionati dello spettacolo pirotecnico di Capodanno. In questi giorni i centri specializzati nella vendita dei botti di fine anno registrano un buon afflusso di clienti che mediamente spendono 50 euro. Dopo la pandemia gli incassi stanno tornando ai livelli del 2019. I nostri prodotti adesso, se vuoi commercializzarli, devono essere certificati dal Ministero, certificati CE, quindi già in se stessi vanno a superare dei test prima di tutto acustici e di sicurezza. Ma quali sono gli articoli maggiormente gettonati? Partiamo dalle fontanine, dalle più innocue, che fanno l'effetto di luce all'altezza di 1,5 metri, 2 metri, l'effetto colorato con qualche fischio, effetto sonoro, o una composizione di fontane. Cosa vuol dire? Ci sono più di una fontana all'interno collegate, si accende un'unica miccia, finendo un tipo di effetto ne comincia un altro, quindi uno quando l'accende dopo ha modo di star là a gustarsela e vedersela. Per evitare di correre rischi nell'accensione dei fuochi è importante attenersi scrupolosamente alle istruzioni. E a proposito di divieti, il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, proprio oggi ha ricordato ai propri cittadini che vige nel comune il divieto di botti e fuochi d'artificio. C'è un apposito regolamento di polizia urbana che vieta di utilizzare materiali esplodenti e pirotecnici, botti, petardi e fuochi di vario genere in presenza di animali a una distanza inferiore ai 300 metri dalle abitazioni. Nulla di nuovo, precisa il sindaco.
sindaco perché si tratta di un regolamento già vigente sul territorio e valido tutto l'anno. È stata chiesta un'attenzione specifica da parte delle forze dell'ordine e in caso di violazioni sono previste sanzioni da 200 a 1200 euro. Oltre alle ragioni di sicurezza, il sindaco di Tavagnacco si sofferma su un altro aspetto. Credo che in questo periodo caratterizzato dalla guerra qui in Europa sia il momento meno adatto per utilizzare petardi, botti e simili che certo non richiamano momenti piacevoli della vita comunitaria. E adesso ci spostiamo a Buia, stanno per concludersi i lavori che hanno interessato le scuole medie, gli studenti non hanno perso neanche un giorno di lezione durante i cantieri e già da domani si inizia con la progettazione per il nuovo asilo nido. I 170 ragazzi delle scuole medie di Buia al 9 gennaio al loro rientro a scuola troveranno un istituto più sicuro e tecnologicamente all'avanguardia. I lavori sono praticamente terminati, rimangono solo delle rifiniture dopo circa 8 mesi di impegno da parte delle imprese e circa 1,5 milioni di euro investiti. Un istituto che vedrà rinnovata anche la palestra. Grazie anche ad un contributo ministeriale siamo riusciti a concludere l'adeguamento sismico delle scuole secondarie di primo grado di Buia. Le aule sono dotate tutte di lavagne elettroniche, ci sono diversi dispositivi multimediali e anche l'istituto comprensivo cerca sempre di essere molto, diciamo così, al passo con i tempi. Un'opera della quale è particolarmente orgoglioso anche il vice sindaco Marco Zontone. Questa è il secondo dei lavori che abbiamo terminato, perché prima abbiamo inaugurato il nuovo plesso della scuola primaria in Colosomano, il plesso unico che raggruppa insieme tutte le scuole elementari di Buia. Domani la giunta del sindaco Pezzetta darà il via libera anche al progetto di realizzazione del nuovo asilo nido. Per finire ci immergiamo nella natura. Claute e Forni di Sopra saranno collegate da una pista ciclabile. La pista ciclabile lunga 10 km collegherà Clauta a Forni di Sopra, un percorso immerso nella natura che unirà i due territori, ora distanti, percorrendo la normale strada che attraversa il Cadore, quindi il vicino Veneto, 80 km e più di un'ora e mezza di macchina. Abbiamo ricevuto attraverso la concertazione con la Regione un finanziamento di 530.000 euro e speriamo che sia l'inizio di questo appunto progetto importante che può collegare la provincia di Pordenone con la provincia di Udine. Il tracciato sarà pronto probabilmente entro il 2024 e offrirà ai due comuni importanti possibilità dal punto di vista turistico. Gli sbocchi e le opportunità che può creare sono veramente importantissime, quindi insieme ai comuni di Forni stiamo lavorando in questa direzione. Un turismo non di massa, sia chiaro, ma di qualità. Non ci piace la massa, però vogliamo il turista che possa venire nei nostri territori a godersi il silenzio e godersi quello che la nostra natura può offrire. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra cortese attenzione. Tra poco il notiziario sportivo e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.